Forte impennata dei contagi in Calabria che tocca quota più 42. L'area della regione nella quale si registrano più casi è il Regino con 37. Intanto 41 migranti trasferiti da Amantea nella nave quarantena d'Augusta in Sicilia. La UIL della Locride presenta un esposto alla magistratura su presunti casi di coronavirus in ospedale. Manifestazioni di studenti e sindacati per chiedere maggiore sicurezza nelle scuole. Una donna di nazionalità rumena è stata arrestata dalla squadra mobile di Cosenza e accusata di aver ucciso il 6 aprile 2017 Damiano Oriolo, sparito misteriosamente da Cosenza. Fermato e posto ai domiciliari dei carabinieri di Torano Castello un finto invalido che avrebbe ottenuto dall'INPS somme non dovute per 60.000 euro. Ci sono alcune aree della città piene di rifiuti. Un gruppo di cittadini chiede l'intervento del sindaco. Buonasera dalla redazione TG10, la pagina del Covid in primo piano, c'è un balzo in avanti dei contagi, ancora contagi in più a livello nazionale, 5.372 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 4.458, ci sono 28 morti, c'è un TEC d'agenzia che riguarda anche la scuola con 2.348 studenti positivi al 3 ottobre, alla stessa data risultavano positivi 144 non docenti e 402 docenti, questi sono dati che si riferiscono al territorio nazionale. Per quanto riguarda la Calabria c'è un più 42 oggi nel bollettino regionale, l'area più colpita è quella del Regino con 37, di cui 3 migranti, lo vedremo tra pochissimo nel resoconto regionale, e intanto 41 migranti, altri 41 sono stati trasferiti da Amantea alla nave quarantena che è a largo delle coste siciliane, ma vediamo il resoconto regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 216.285 soggetti per un totale di 218.391 tamponi eseguiti. Allo stesso soggetto possono essere effettuati più test. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.188, più 42 rispetto a ieri, quelle negative 214.097. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro ci sono 78 casi attivi, 14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 63 in isolamento domiciliare, casi chiusi 278, 245 guariti e 33 deceduti. A Cosenza i casi attivi sono 142, 10 in reparto, 132 in isolamento domiciliare, i casi chiusi sono 544, 508 guariti, 36 deceduti. A Reggio Calabria i casi attivi sono 195, 13 in reparto, 182 in isolamento domiciliare, i casi chiusi sono 372, 351 guariti, 21 deceduti. A Crotone i casi attivi sono 6 in isolamento domiciliare, i casi chiusi sono 146, 140 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia i casi attivi sono 30, 5 in reparto, 25 in isolamento domiciliare, i casi chiusi sono 98, 92 guariti e 6 deceduti. Da altre regioni o stato estero i casi attivi sono 187 in isolamento domiciliare, i casi chiusi sono 112, di cui 111 guariti e un deceduto. È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 14, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 10, di questi 3 non sono residenti. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria sono 13. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 1, a Catanzaro 2, a Crotone 1, a Vibo Valentia 1, a Reggio Calabria 37, di cui 3 migranti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.396. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Intanto a Locri la UIL presenta un esposto alla magistratura su presunti casi di coronavirus in ospedale. Vediamo. La UIL chiede l'intervento della Procura di Locri e della Prefettura di Reggio Calabria dopo alcune segnalazioni relative a presunti casi di Covid all'interno dell'ospedale di Locri. Secondo la cronaca anche un'infermiera sarebbe stata contagiata dal Cov-SARS-2. La UIL di Reggio Calabria attraverso i suoi dirigenti dunque sollecita interventi affinché si verifichino le esatte condizioni della struttura ospedaliera locrese e soprattutto si verifichi se il
il personale sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza. Addirittura la UIL chiede di analizzare le immagini del circuito di videocamere interno per capire, scoprire, accertare se il personale accolga gli utenti con tutte le condizioni necessarie in chiave anti-Cov-SARS-2. Una polemica molto aspra dunque quella aperta dalla UIL, che addirittura ha fatto un esposto. Questo significa che potrebbe essere aperta anche un'inchiesta da parte della Procura di Locri. Certamente da qualche settimana l'area dell'Alto Ionio Reggino, relativamente toccata dall'epidemia nella prima fase, adesso è un po' nell'occhio del ciclone perché i casi si sono raddoppiati, anzi triplicati. Resta ancora un'area tutto sommato risparmiata dalla grave emergenza sanitaria, ma la preoccupazione è davvero tanta e l'intervento della UIL sta qui a dimostrarlo. Allora parliamo della protesta degli studenti in piazza in tutta Italia, anche a Cosenza e Catanzaro, per manifestare in favore del clima e non solo, anche perché dicono vogliamo una scuola accessibile e sicura. C'è anche il tema Covid. Si chiama Fridays for Future ed è il sit-in organizzato da studenti e sindacati nelle piazze di tutta Italia, con loro in corteo associazioni del territorio che, rispettando le regole anticontagio, hanno manifestato tutto il loro disappunto per la crisi climatica che attanaglia il mondo. Il futuro è nostro, è nelle nostre mani e se non ci facciamo sentire noi, chi dovrebbe essere qui oggi in piazza a protestare? È stata anche un'occasione per rivendicare un rientro in sicurezza, la protesta organizzata a Cosenza e Catanzaro. Scendiamo in piazza in difesa degli interessi degli studenti, in particolare contestiamo la didattica a distanza, in quanto la didattica a distanza taglia fuori dal diritto allo studio milioni di studenti. Basti pensare che il 40% degli studenti calabresi non può permettersi l'acquisto di tablet e computer e non ha una connessione stabile che gli possa garantire il diritto allo studio, la partecipazione alla didattica a distanza. Il governo e la giunta regionale, al di là delle promesse, non hanno fatto nulla per poter garantire agli studenti i device e la connessione internet necessaria, e questo taglia dal diritto allo studio milioni di studenti. Inoltre scendiamo in piazza per rivendicare un rientro in sicurezza degno di questo nome. Gli autobus sono affollati, le classi sono ancora classi pollaio come prima della pandemia, e ancora come prima della pandemia mancano docenti. Servono immediatamente finanziamenti per l'istruzione pubblica, ma non di milioni di euro per acquistare qualche banco a rotella, servono miliardi di euro, circa 20 miliardi di euro per rilanciare l'istruzione pubblica in Italia. Un cold case che viene risolto dopo 3 anni. Le indagini condotte dalla squadra mobile coordinata Procura di Cosenza hanno fatto luce sulla scomparsa di Damiano Oriolo, un pensionato di Lappano svanito nel nulla il 6 aprile 2017. L'uomo sarebbe stato narcotizzato, rapinato e poi ucciso. Il suo corpo non è stato mai ritrovato. Gli inquirenti hanno fermato una 33enne romena accusata di rapina e omicidio. Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Damiano Oriolo, il 78enne di Lappano svanito nel nulla 3 anni fa. La polizia di Cosenza ha fermato con l'accusa di rapina e omicidio una 33enne romena, si chiama Angelica Melania Sorban. Damiano Oriolo il 6 aprile del 2017 uscì di casa per fare degli acquisti. Passarono le ore, ma il pensionato non fece rientro a casa. I familiari allarmati lo cercarono più volte sul telefonino. Solo in serata alle 19:30 rispose ad uno dei familiari dicendo di trovarsi in una zona che non riconosceva. Poi la conversazione fu interrotta bruscamente. Da allora non si seppe più nulla di Damiano Oriolo. Gli investigatori lo cercarono per settimane. Fu trovata la sua auto, una Opel grigia, ferma in una zona di montagna a San Fili, precisamente nei pressi della Crocetta. Ancora c'erano le chiavi inserite all'interno, la dentiera del pensionato e un paio di pantaloni e una scheda SIM. Ma cosa accadde quella notte? L'uomo fu narcotizzato. Il benzodiazepine, che è una sostanza narcotizzante, evidentemente lo ha reso pienamente incapace di intendere e di volere, e lo stesso quindi è stato vittima non solo di una rapina aggravata ma di un omicidio commesso dalla Serban in concorso con persone ancora non pienamente identificate, ma nei confronti delle quali sono ancora in corso le attività di indagine.
Ma come gli investigatori sono arrivati alla 33enne romena? Beh, v'è da dire che il caso della scomparsa di Damiano Oriolo ha degli elementi in comune con un altro fatto di sangue accaduto a Pizzo nel 2015. Anche in quel caso un pensionato fu ritrovato senza vita, era stato narcotizzato e presumibilmente rapinato. All'epoca era procuratore di Vibo proprio l'attuale procuratore di Cosenza, Mario Spagnuolo. L'autore dell'omicidio di Pizzo, questo signor Varga, è stato ritenuto colpevole con sentenza definitiva dello Stato italiano. È stato condannato a 30 anni di reclusione per aver ucciso questo signore anziano che aveva cercato di lenire la propria disperazione, le proprie difficoltà, il suo senso di solitudine, cercando un rapporto sessuale con una rumena. La rumena che è stata indagata è stata assolta nei gradi di giudizio, pende ancora il ricorso per Cassazione. Ma Varga è il compagno della persona che noi oggi abbiamo arrestato, il che sta ad indicare che il contesto umano, sociale è lo stesso. Ci sarebbe dunque un giro di prostituzione, donne romene che approfitterebbero della fragilità di persone anziane per rapinarle. Il corpo del 78enne di Lappano non è mai stato trovato. Le indagini vanno avanti perché la 33enne oggi fermata non può aver agito da sola. Un lavoro fatto di una raccolta di piccoli pezzi che alla fine hanno portato a questo risultato. Purtroppo nella drammaticità della situazione non c'è naturalmente contentezza in noi, però c'è un pizzico di soddisfazione quantomeno per aver dato alla famiglia una risposta. Truffa continuata, aggravata nei confronti dell'INPS, del Sistema Sanitario Nazionale, falsità in atto pubblico per induzione in errore dei pubblici ufficiali e detenzione illecita di farmaci contenenti sostanze di natura stupefacente, in parte destinati alla cessione a terzi. Con queste accuse i carabinieri di Torano Castello hanno arrestato e posto domiciliare un 44enne, già noto alle forze dell'ordine. Guardate queste immagini eloquenti, quello che cammina senza problemi e sulle sue gambe è un 44enne di origini cosentine che invece in queste riprese, effettuate dai carabinieri di Torano Castello nei vari servizi di appostamento, si trova su una sedia a rotelle accompagnato da un parente per una visita di controllo della commissione medico-legale dell'ASP per accertare un'invalidità civile al 100% con relativa indennità di accompagnamento. Tutto questo dal 2014 ad oggi. Ma a questa scoperta del falso invalido si è giunti da una lunga e certosina indagine condotta dai militari dell'Arma che sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cosenza, coordinata da Mario Spagnuolo, è emersa una macroscopica divergenza fra le condizioni di salute mostrate dall'uomo e quanto risultante dai provvedimenti medico-legali sulla scorta dei quali l'INPS di Cosenza ha poi erogato le prestazioni di natura assistenziale. Dal 2015 ad oggi il 44enne ha percepito indebitamente trattamenti pensionistici e per indennità di accompagnamento pari a quasi 60.000 euro, ma non è l'unico comportamento truffaldino messo in atto. Infatti ha posto in essere un'ulteriore truffa ai danni questa volta del Sistema Sanitario Nazionale, inducendo in errore anche il proprio medico di base, dal quale si faceva prescrivere numerose ricette aventi ad oggetto farmaci contenenti sostanze stupefacenti del tipo fentanyl sotto forma di cerotti medici per alleviare il dolore sofferto a causa delle simulate patologie. I carabinieri di Torano Castello, affiancati dai militari del NAS di Cosenza, hanno documentato attraverso controlli in banche dati che il piano terapeutico sulla scorta del quale venivano prescritti i farmaci non era mai stato adottato dalle autorità sanitarie competenti. 1.300 le prescrizioni mediche a carico esclusivamente del sistema sanitario regionale per un ammontare complessivo quantificato in oltre 82.000 euro. Dopo aver ottenuto le prescrizioni riguardanti l'assunzione del farmaco antidolorifico, si recava nelle farmacie della provincia per ritirare le confezioni, che poi cedeva dietro compenso in denaro ad alcuni assuntori dell'Interland Bruzio. Comportamenti documentati da riprese audio e video che hanno così portato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza a emettere nei confronti dell'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni, equivalente
equivalente a 142.000 euro. Una persona di cui non si conoscono ancora le generalità era alla guida della bicicletta, è morta nello scontro con un autoveicolo, è successo ancora una volta sulla 106 Ionica nel territorio di Botricello. I carabinieri sono giunti sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'ANAS, per consentire l'effettuazione dei rilievi, ha chiuso il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente e il traffico è deviato sulla viabilità locale, ma quello che conta purtroppo è l'ennesimo incidente, l'ennesima morte sulla 106, ancora una volta è stato un ciclista, comunque qualcuno che andava in bicicletta ad avere la peggio. E adesso andiamo a Torianova per un ritrovamento di armi. Tante armi a Taurianova. I carabinieri del comando provinciale della compagnia della cittadina pianigiana hanno arrestato Antonino Alessi, 31 anni, e l'omonimo nonno paterno, classe 48. I militari, in un terreno privato e recintato di cui gli Alessi erano abituali utilizzatori, hanno individuato all'interno di barattoli di plastica e di vetro disseminati in vari punti una granata da guerra del tipo M52 e 30 munizioni di vario calibro. Il giovane Alessi si trova in carcere, per il nonno è stata decisa la detenzione domiciliare. In un altro terreno, nella disponibilità di un 38enne, sempre di Taurianova, del quale sono state fornite solo le iniziali di cognome e nome, sono stati trovati 2 giubbotti antiproiettili, cartucce calibro 12. L'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. In un terreno contiguo sono stati rinvenuti invece fucili di vario calibro, 2 Kalashnikov del tipo AK-47 e un fucile Beretta calibro 12. Intanto, convalidato il fermo di Pasquale Zagari, 56 anni, arrestato nei giorni scorsi per estorsione, minacciava un commerciante, voleva soldi e accaparrarsi il negozio. A conferma che l'omonima cosca, che aveva proprio in Pasquale l'unico leader in questo momento, agisce per ottenere, ma gli è andata male. Scoperto è stato arrestato. Il servizio di controllo territoriale, che ha portato al rinvenimento delle armi di cui abbiamo detto, è stato deciso anche in funzione dell'arresto di Zagari. Insomma, bisogna assolutamente far percepire la presenza dello Stato e delle forze dell'ordine. In diverse aree della Calabria ci sono sacche di degrado, ci sono cumuli di rifiuti. Oggi andiamo a Vibo Valentia, dove i cittadini chiedono aiuto al sindaco perché in diverse aree ci sono appunto abbandoni. Sì, ci sono difficoltà di conferimento, ma c'è anche tanta inciviltà. Vediamo. Cumuli di rifiuti in diverse zone di Vibo Valentia. Alcune aree della città soffrono particolarmente il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e le conseguenze di un sistema regionale in crisi. I cittadini, quelli che rispettano le regole, chiedono un intervento del sindaco. Le immagini si riferiscono a una zona limitrofa a un centro commerciale e lo spettacolo non è certo un bel vedere. Sacchetti di spazzatura e materiali di ogni tipo. Le difficoltà di conferimento sono di sicuro alla base del problema, ma c'è anche da dire che per molti cittadini i limiti del sistema costituiscono un alibi. In molte città calabresi c'è chi non smaltisce correttamente i rifiuti, vanificando l'impegno della maggior parte delle persone. Eppure, se ognuno facesse la propria parte, dalla regione, che è chiamata a realizzare impianti e discariche di servizio, all'ultimo dei cittadini nel differenziare i vari materiali, la Calabria sarebbe più pulita e i costi per gli utenti di sicuro più bassi. E adesso andiamo alle Terme Luigiane che concludono la stagione. Domenica 11 ottobre si chiude in anticipo rispetto agli anni scorsi a causa dell'emergenza sanitaria. Sta per concludersi la stagione delle Terme Luigiane, una chiusura anticipata rispetto agli anni scorsi prevista per domenica 11 ottobre, una stagione caratterizzata dall'epidemia da Covid-19, significativo il crollo delle presenze. Nonostante il momento difficile però si traccia un bilancio della stagione. Su un totale di 2050 ingressi, ben 780 sono arrivati da altre regioni italiane, pari al 38%, mentre 1270, pari al 62%, sono quelli provenienti dalle varie comunità calabresi con prevalenza dall'area cosentina. Quest'anno la direzione dello stabilimento Terme Nove ha voluto conferire un premio fedeltà con il riconoscimento del titolo di ambasciatrice delle Terme Luigiane ad una pensionata di Torino che dal 2013, su segnalazione ricevuta dall'INPS piemontese, frequenta le Terme Luigiane. A me piacciono molto queste terme perché secondo me sono le più valide per me come persona. Ho provato anche altri centri termali buoni ma non così validi per me. Lo spettacolo adesso con la primavera dei teatri, vediamo.
Alla luce dei fatti, fatti di luce, opera di teatro architettura in 5 atti simultanei, un progetto inedito di Giancarlo Cauteruccio, fondatore di Teatro Studio Krypton per Primavera dei Teatri 2020. Credo che l'arte, e in particolare il teatro, debbano assumersi la responsabilità di affrontare veramente nuove procedure, se così possiamo definirle, che quindi si inverta la dinamica relazionale tra spettatore e attore. Protagonisti di 5 atti teatrali simultanei, 5 grandi attori di luce nello scenario urbano che recitano la propria storia immersi nella grande scena che è la città, il Castello Aragonese, Palazzo di Città, la Cattedrale, Palazzo Cappelli, l'Ospedale. Un progetto di videomapping, anche se è limitativo dire solo videomapping sulle facciate di alcuni edifici pubblici, è proprio un progetto che vuole valorizzare in un momento come questo gli edifici pubblici più significativi della città, ed è un progetto anche di grande impatto scenografico che apporterà comunque anche molta qualità al festival. Purtroppo c'è una brutta notizia che riguarda il Covid, c'è stato un altro decesso a Reggio Calabria, si tratta di un paziente di 81 anni che era ricoverato nel reparto di malattie infettive del Grande Ospedale Metropolitano. L'uomo, oltre a essere positivo, si dice in una nota, al Covid, era affetto da altre patologie. Nei giorni scorsi, sempre al GOM, era deceduto un altro paziente di 77 anni che era però ricoverato nel reparto di rianimazione. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Il ritorno dell'anticiclone garantirà una temporanea fase di stabilità, previsto un sensibile peggioramento del tempo poi dalla giornata di lunedì. Domani velature diffuse con temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente calmi o al più poco mossi con venti deboli a regime di brezza. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Vediamo invece come è andata la borsa con la nostra rubrica. Chiusura contrastata per le principali borse europee, i mercati restano in attesa di un accordo sulle nuove misure di stimolo fiscale negli Stati Uniti, con il ripensamento della Casa Bianca che continua a sostenere il sentiment, specialmente dopo che Mnuchin ha informato Nancy Pelosi dell'intenzione di Trump di cercare un accordo di più ampio respiro. Il tutto mentre restano vive le preoccupazioni scatenate da una nuova accelerazione dei contagi, specialmente in Europa, con il governo spagnolo che ha dichiarato lo stato di emergenza a Madrid. Nella mattinata i dati macro hanno visto la produzione industriale italiana riportare un incremento del 7,7% su base mensile, consensus a più 1,4%, dopo l'aumento del 7% di luglio. La produzione industriale della Francia e del Regno Unito è invece aumentata ma meno delle attese. Il FTSE MIB di Milano e il DAX di Francoforte chiudono poco mossi a più 0,1%, mentre avanzano il CAC 40 di Parigi a più 0,7% e il FTSE 100 di Londra a più 0,6%. In calo l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,6%. Oltreoceano Wall Street scambia in rialzo con il Nasdaq a più 1%, l'S&P 500 a più 0,7% e il Dow Jones a più 0,5%. Sul Forex il cambio euro-dollaro è in salita a 1,182, il dollaro yen in calo a 105,6. Tra le materie prime in lieve calo le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,2% a $43,2 e il WTI a meno 0,3% a $41,1. Sull'obbligazionario lo spread verso il Bund tedesco è in calo a 124 punti base, con il rendimento del decennale italiano sui minimi storici allo 0,71%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano soprattutto Atlantia a più 3,6%, favorita dagli spiragli per una riapertura delle trattative con il governo sui dossier ASPI. Bene anche di Assorin a più 3% e STM a più 2,7%, sostenuta dalla buona intonazione del comparto dei microchip. In calo invece Pirelli a meno 3,5% e Telecom Italia a meno 3%. Grazie e buon proseguimento di serata. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.